canonico Santa Lucia. Porgiamo un doveroso ringraziamento a Don Simone per averci ospitato nella nostra bellissima chiesa. Grazie al sindaco e all'amministrazione comunale per aver contribuito alla realizzazione di questo concerto. Grazie al nostro sponsor ufficiale Macelleria Pisano di Serri. E ringraziamo i cori, il coro Perosi di Mandas, il coro San Giovanni Battista di Vivamar, il coro Paolito Mossa di Bonorva, il duo flauto Jessica Mura e Valentina Puddu, per aver accettato con molto piacere, proponendosi con brani tradizionali e classici, e con la speranza di offrire a tutti voi qui presenti una gradevole serata di intrattenimento musicale. Per chi ancora non conoscesse il coro di Santa Lucia, faccio presente che è nato nel 2004, composto da 18 elementi di voci miste. L'attività corale in questi anni è stata sempre intensa e possiamo contare diverse esperienze concertistiche. Dedichiamo ampio spazio allo studio del canto, proponendo diversi canti tradizionali sardi e classici. Un particolare ringraziamento va al nostro carissimo maestro Andrea De Solus per la sua pazienza, ma soprattutto per aver creduto nella nostra passione del canto, che da circa 2 anni ci guida davvero professionista, nonostante la sua giovane età. Grazie maestro. Essendo ancora in clima festivo, rinnoviamo gli auguri di buon anno e che la salute, la pace e tanta serenità accompagni tutte le vostre e le nostre famiglie. Aprirà la serata il coro di Santa Lucia con il primo pezzo tradizionale Ad Este Fideles. Prego il coro di Santa Lucia di prendere posizione. Come dicevo, il primo pezzo che canteremo sarà Ad Este Fideles e seguiranno il Gloria e Andemus a Saluta, diretto dal maestro Andrea De Solus. Un applauso al nostro maestro.
studi al Conservatorio di Cagliari. Si presentano con un vastissimo curriculum. Hanno partecipato a numerosi concerti e varie iniziative di attività musicale promosse in Italia e all'estero. Ci delizieranno ora con due pezzi musicali, il primo alla quale scusate ma non mastico l'inglese, Big Ones. Ok, buon ascolto.
dai grandi compositori d'età barocca, in particolare da quelli della scuola italiana e dalle imprese riparse, i suoi lavori ebbero un influsso decisivo su tutti i contemporanei e tra i compositori delle generazioni successive, primi fra tutti i maestri del classicismo viennese, Haydn, Mozart e Beethoven. Il primo brano è Gioia al mondo. Sorriso divino
stelle, astro del cielo, diretto dal vostro maestro Andrea De Solis. Gloria, gloria, canta
Il coro Santa Lucia vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere qui presenti e a non aver considerato la distanza dei chilometri e i sacrifici che sicuramente avete fatto pur di allietare questa serata in nostra compagnia. Ci faranno ascoltare 4 pezzi che presenteranno loro, così? Ok. Buon ascolto. Mentre i coristi cercano di trovare una sistemazione, siamo un po' tanti, vi portiamo il saluto della comunità di Bonorva. Questa è la prima volta che veniamo a Serri ed è un grande onore per noi trovarci qua in questa assemblea così numerosa e particolarmente attenta come ho visto, anche perché probabilmente siete abituati a una qualità di esecuzione di note, di suoni che sicuramente ci inorgoglisce. Ringraziamo il coro Santa Chiara che ci ha invitato per questa serata. Santa Lucia, stavo leggendo apposta per non sbagliare. No, siamo fatti, perché io lei non l'ho presentata. No, non fa niente. Maestro Lambrone. Per questo sforzo che ha fatto per invitarci qua, per questa bella serata che per noi è l'occasione semplicemente per augurarci un buon Natale e speriamo bene che nel 2010 sia perlomeno, non so, come l'altro, migliore dell'altro, vediamo un po'. Grazie al direttore artistico, maestro De Sogus, che ho avuto il piacere di sentire professionalmente adesso, poi cambierò 2 parole con lui perché ci tengo a conoscerlo personalmente. 4 brani, ci siamo permessi di fare una modifica, un'inversione. Vi dirò 2 cosette di ogni brano, giusto per anticipare quello che andremo a cantare. Il primo brano è In Notte Profunda, famosissimo Sanna Caso, che non ha bisogno di presentazione, ci conviene cantarlo direttamente e con questo vi auguro un buon ascolto e grazie per l'attenzione che ci vorrete riservare. Grazie. Somos
terzo brano è Notte di Natale. Questo... Sos angelos celestes querubinos, sos angelos celestes querubinos, digan a querub canticos divinos a su supremo Deo laudenne, alleluia, alleluia, su cantenne, sos angelos celestes querubinos, sos angelos celestes querubinos, sos pastore lontano e vicino, a tutti sano che gemilelle, e resta camminato se meschino, Messia in salute bimbo, digan a querub canticos divinos a su supremo Deo laudenne, alleluia, alleluia, su cantenne, sos angelos celestes querubinos, gloria a ti, Deus soberano, e pague a sos homines in terra, si ripiti di Natale.
concludiamo il nostro intervento con un brano che ci è particolarmente caro, perché il coro sardo, con questa sua composizione a 4 voci pari maschili, ha un grosso legame con i cori alpini, che anche quelli sono a 4 voci maschili. Ed è strano questo, o meglio, abbiamo un contatto diretto con questi cori. animando con lo spirito natalizio questo nostro concerto di Natale. Ringrazio tutte le associazioni presenti, ma in particolare ringrazio anche tutti voi per averci ascoltato e sostenuto con i vostri calorosi applausi. Ora chiedo gentilmente al nostro Presidente di affiancarmi, se lo troviamo. Dov'è? Vieni. Invitiamo tutti i maestri. Allora, il maestro Antonio Cabua del coro San Giovanni Battista di avvicinarsi. Bene, questo è il segno del nostro ricordo. Ora prego il maestro Marco Lombroni del coro Paolino Mossa di Bonorva.
scusa, c'è stato un errore, però il nostro maestro ci perdona. Erano due ricordi che entrano qui, Jessica e Valentina, ce n'era uno in più, ma succede. Quest'anno abbiamo voluto fare un qualcosa di particolare e donare un piccolo ricordo in segno della nostra gratitudine al sindaco e all'amministrazione di Serri, perché sono stati sempre disponibili nei nostri confronti e ci hanno sempre fiancato in qualsiasi nostra manifestazione abbiamo fatto. Quindi non vedo il sindaco, ma vedo l'assessore alla cultura e pregherei l'assessore alla cultura di venire a ritirare il giorno. E per di più è la nostra componente del coro. Allora, prima di essere premiata, come quest'anno il Coro Santa Lucia Borbone, assessore alla cultura del Comune di Serri, voglio ringraziare il Coro Santa Lucia veramente di cuore, anche se ne faccio parte, però non sapevo di questo riconoscimento. Allora, è stata una sorpresa molto gradita. Ringrazio il Presidente e tutto il coro, il maestro che ci segue. Comunque devo fare dei ringraziamenti anche per gli altri cori. Ringrazio il coro di Bonorva, il coro di Villamar, il coro di Mandas. Scusate, mi ha colto un po' alla sprovvista e sono un po' emozionata. Comunque il tuo come amministratore voglio veramente ringraziare tutti i cori di essere qui stasera, perché stasera ognuno di loro ha portato un po' della loro cultura, ci ha arricchito veramente, perché comunque quando i cori o le persone si confrontano ci si guadagna sempre qualcosa. Ringrazio veramente tutti i presenti, perché è stata veramente una bella serata, non perché è stata organizzata dal Coro Santa Lucia, ma perché ho visto molte persone comunque molto attente e presenti, e questo veramente ci onora. Serri è un piccolo paese, un paese del Sarcidano Barbagia di Seulo, che però vanta di molte associazioni. Siamo 700 abitanti, siamo pochissimi, però assolutamente ci onora il fatto che ci piace la cultura, ci piace stare insieme, ci piace fare amicizia con tutte le realtà. Io spero di poter ancora incontrarvi in queste occasioni. Ringrazio, mi scuso per il sindaco perché comunque non è presente oggi a Serri, però comunque vi saluta tutti e vi ringrazio per essere qui stasera. Grazie a tutti, grazie a tutte le associazioni presenti e grazie a tutto il paese che ho visto molto intenso stasera, e ringrazio tanto ancora il Coro Santa Lucia. Grazie a tutti. Ora invito tutti i cori. Cielo,
animando con lo spirito natalizio questo nostro concerto di Natale. Ringrazio tutte le associazioni presenti, ma in particolare ringrazio anche tutti voi per averci ascoltato e sostenuto con i vostri calorosi applausi. Ora chiedo gentilmente al nostro Presidente di affiancarmi, se lo troviamo. Dov'è? Vieni. Invitiamo tutti i maestri. Allora. animando con lo spirito natalizio questo nostro concerto di Natale. Ringrazio tutte le associazioni presenti, ma in particolare ringrazio anche tutti voi per averci ascoltato e sostenuto con i vostri calorosi applausi. Ora chiedo gentilmente al nostro Presidente di affiancarmi, se lo troviamo. Dov'è? Vieni. Invitiamo tutti i maestri. Allora, il maestro Antonio Cabua del coro San Giovanni Battista di avvicinarsi. Bene, questo è il segno del nostro ricordo. Ora prego il maestro Marco Lombroni del coro Paolino Mossa di Bonorva. Un piccolo ricordo. Anima
Il coro Santa Lucia vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere qui presenti e a non aver considerato la distanza dei chilometri e i sacrifici che sicuramente avete fatto pur di allietare questa serata in nostra compagnia. Ci faranno ascoltare 4 pezzi che presenteranno loro, così? Ok. Buon ascolto. Mentre i coristi cercano di trovare una sistemazione, siamo un po' tanti, vi portiamo il saluto della comunità di Bonorva. Questa è la prima volta che veniamo a Serri ed è un grande onore per noi trovarci qua in questa assemblea così numerosa e particolarmente attenta, come ho visto, anche perché probabilmente siete abituati a una qualità di esecuzione di note, di suoni che sicuramente ci inorgoglisce. Ringraziamo il coro Santa.
grandi compositori di età barocca, in particolare da quelli della scuola italiana e dalle imprese riparse, i suoi lavori ebbero un influsso decisivo su tutti i contemporanei e tra i compositori delle generazioni successive, primi tra tutti i maestri del classicismo viennese, Haydn, Mozart e Beethoven. Il primo brano è Gioia al mondo. per l'ultimo pezzo, Carmen Suite di Bizet. Thank you.
cantico divino, da su supremo Deo lautenne. Alleluia, alleluia, su cantenne. Sos angelos celestes querubinos, gloria a tie, Deus soberano, e pagheas sos homines in terra, si ripiti di Natale pitianus, al rimudo uzes et onzi guerra. Gloria a tie, Deus soberano, e pagheas sos homines in terra, si ripiti di Natale pitianus, al rimudo uzes et onzi guerra. Gloria a tie, Deus soberano, e pagheas sos homines in terra, Natale pitianus, gloria a tie. Concludiamo il nostro intervento con un brano che ci è particolarmente caro perché il coro sardo, con questa sua composizione a quattro voci pari maschili, ha un grosso legame con i cori alpini, che anche quelli sono a quattro voci maschili. Ed è strano questo, o meglio, abbiamo un contatto diretto con questi cori. Al Conservatorio di Cagliari si presentano con un vastissimo curriculum, hanno partecipato a numerosi concerti e varie iniziative di attività musicale promosse in Italia e all'estero. Ci delizieranno ora con due pezzi musicali, il primo alla quale scusate ma non mastico l'inglese, di Quansi. Ok, buon ascolto.
Il coro Santa Lucia vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere qui presenti e a non aver considerato la distanza dei chilometri e i sacrifici che sicuramente avete fatto pur di allietare questa serata in nostra compagnia. Ci faranno ascoltare 4 pezzi che presenteranno loro, così? Ok. Buon ascolto. Mentre i coristi cercano di trovare una sistemazione, siamo un po' tanti, vi portiamo il saluto della comunità di Bonorva. Questa è la prima volta che veniamo a Serri ed è un grande onore per noi trovarci qua in questa assemblea così numerosa e particolarmente attenta, come ho visto, anche perché probabilmente siete abituati a una qualità di esecuzione di note, di suoni che sicuramente ci inorgoglisce. Ringraziamo il coro Santa Chiara che ci ha invitato per questa. Chi vince si dice consolo, benedicta Giulica Stella, usa mamma nascita più bella, che fattire sogno de amore, caso solo peccatore. Terzo brano è Notte di Natale. Questo Sos angelo celeste cherubino, sos angelo celeste cherubino, pigana che lu cantico divino, sa su supremo Deo laudenne, alleluia, alleluia, su cantenne, sos angelo celeste cherubino, sos angelo celeste cherubino, Sos pastore lontano e vicino, a tutti i saluti e giubilelle, e resta camminato e meschino, Messia in salute bimbo, pigana che lu cantico divino, sa su supremo Deo laudenne, alleluia, alleluia, su cantenne, sos angelo celestes cherubinos, gloria a Tie, Deus soberano, e pagea sos homines in terra, si ripiti di Natale fittianus, arrivuto setos di guerra.
Il coro Santa Lucia vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere qui presenti e a non aver considerato la distanza dei chilometri e i sacrifici che sicuramente avete fatto pur di allietare questa serata in nostra compagnia. Ci faranno ascoltare 4 pezzi che presenteranno loro, così? Ok. Buon ascolto.
Invitiamo tutti i maestri, allora, il maestro Antonio Cabua del coro San Giovanni Battista, di avvicinarsi. Bene, questo è il segno del nostro ricordo. Ora prego il maestro Marco Lombroni del coro Paolini Mossa di Bonorva. Un piccolo ricordo. Questo è per il duo flauto Jessica e Valentina. Al nostro maestro Andrea De Sogus. Chiediamo scusa, c'è stato un errore, però il nostro maestro ci perdona. Erano due ricordi come entrano qui, Jessica e Valentina, ce n'era uno in più, ma succede. Quest'anno abbiamo voluto fare un qualcosa di particolare e donare un piccolo ricordo in segno della nostra gratitudine al sindaco e all'amministrazione di Serri, perché sono stati sempre disponibili nei nostri confronti e ci hanno sempre fiancato in qualsiasi nostra manifestazione abbiamo fatto. Quindi non vedo il sindaco, ma vedo l'assessore alla cultura e pregherei l'assessore alla cultura di venire a ritirare il